L'abbiamo chiamata Veneto ai Veneti perché vogliamo ascoltare la voce dei Veneti, crediamo che la voce più importante sia la loro per ascoltare le aspirazioni di questa terra, le richieste di questa terra e soprattutto per capire quale sia la strada migliore per le prossime elezioni regionali. Con un gazebo annuale è iniziata la raccolta firme per chiedere ai veneti di sostenere la ricandidatura di Zaia o in alternativa la guida della regione alla Liga Veneta. Il Veneto deve essere della Lega. Fratelli d'Italia e la Liga Veneta si contendono il candidato di centrodestra per le prossime elezioni regionali. Il limite del terzo mandato sta creando forti tensioni tra gli esponenti del partito di Salvini. Il nostro candidato deve essere della Lega, altrimenti io personalmente non so se andrò a votare. Il Veneto e dei Veneti, le nostre sorti non possono essere decise nei palazzi romani, ci dicono i sostenitori mentre firmano, ed ora si aspetta l'esito di questa raccolta firme per capire quale decisione prenderanno i simpatizzanti. Parlando con la gente, quello che ci viene detto è che i veneti vogliono continuare un percorso amministrativo e non è un caso che le ultime elezioni comunali la Lega ha vinto anche da sola. Anche il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello appoggia queste decisioni. Squadra che vince non si cambia, come si suol dire nel mondo sportivo, e penso che insomma sia giusto riconoscere questo lavoro e sia giusto anche riconoscere le tante persone della Lega che sono cresciute nel tempo, e quindi penso che insomma una rosa di candidati a noi non ci manca, ecco. Quindi insomma anche per evitare, e lo dico senza polemica, gli errori che sono stati fatti in altre regioni, vedi la Sardegna dove si è candidata squadra, dove si è cambiata squadra in corso d'opera e si è perso la regione. Nelle piazze del Veneto è presente anche il partito alleato Fratelli d'Italia, tuttavia la raccolta firme del partito di Giorgia Meloni si concentra esclusivamente sul sostegno alle forze dell'ordine. Questa raccolta firme non implica nessun astio nei confronti di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, non c'è da parte nostra alcun clima di conflittualità, semplicemente quello di portare la voce dei veneti. Se qui ci dicessero che vogliono un candidato di Fratelli d'Italia, noi faremmo ovviamente tesoro di quello che dicono.